Matteo, complimenti per questo film, mi è piaciuto tantissimo. Veramente? Sì, io ti seguo dai tempi di Rita. Grazie. Allora, com'è stato passare alla regia? Tu hai detto che sei un grande amante del cinema, cosa ti ha spinto a passare alla regia per il cinema? Ma è quello che ho sempre voluto fare da quando sono ragazzino, appunto. Io mi sono formato da cinefilo a 12-13 anni, parliamo del 92, 93, epoche appunto pre-web, e ho sempre voluto fare questo. Ho sognato sempre di fare l'autore cinematografico, scrivere e dirigere i miei film, quindi tutto quello che è venuto prima di questo film era solo in funzione di arrivare prima o poi a fare un lungometraggio per il cinema. Tu qui a Castiglione stamattina hai incontrato gli studenti e si può dire che comunque anche con il tuo lavoro precedente su YouTube, insomma con Rita, ti sei spesso rivolto a un pubblico giovane. Secondo te che cosa può insegnare oggi il cinema, soprattutto ai più giovani? Il cinema, vabbè, come tutte le forme espressive, potrebbe insegnare un sacco di cose, a imparare a conoscere la vita, il mondo, le persone, insomma, dovrebbe essere quello la forza di questi mezzi. Purtroppo oggi non ci riusciamo più col cinema, perché i giovani vanno poco al cinema e quando ci vanno sempre a vedere quel prodotto, diciamo, di intrattenimento che più delle volte arriva dall'America. E quel prodotto lì è puro, è mera compagnia, manco intrattenimento. Quindi ad oggi il cinema non insegna niente, purtroppo, il cinema di oggi ai giovani. Un tempo non era così, sarebbe bello se tornasse a creare magari una varietà più ampia di tipologia di prodotto anche per i più giovani. Ti hanno chiesto dei riferimenti per questo film, quindi io non lo rifarò. Grazie. E ti chiedo più banalmente, c'è un film del cuore, un film al quale ritorni spesso? Da spettatore, Da spettatore. cioè, vabbè, io diciamo appunto vedo cinema come ho detto da più di 30 anni, da 30 anni, e ho visto tantissimo. A me piace il cinema in generale, non ho generi, paesi di provenienza che amo più o meno di altri, quindi mi è sempre piaciuto quasi tutto, tranne la commedia sentimentale americana, quella di Julia Roberts. Quelli sono gli unici film che non riesco a vedere, però diciamo nel tempo, in tutti questi anni, con tutto quello che ho visto, gli autori che alla fine torno sempre a rivedere con piacere sono sempre Woody Allen e Clint Eastwood, sono i registi che io ogni volta rivedo. Purtroppo ad oggi che non sono più un cinefilo, nel senso che non rivedo più tanti film, sinceramente. Gli unici che mi capita di rivedere per il piacere sono soprattutto quelli di Woody Allen, sempre. L'ultimo l'hai visto? L'ultimo non sono riuscito ad andare all'anteprima, aspetto che esca. Ok. Grande impazienza. E ultima cosa, siamo qua a Castiglione con questa iniziativa di questo festival. Secondo te qual è l'importanza oggi dei festival di cinema come questo? Beh, questo è difficile fare un discorso intanto così generale. I festival dovrebbero sempre essere una vetrina importante, no? per raccontare il nuovo cinema. Anche da quel punto di vista, oggi anche i grandi festival stanno un po' diventando una ripetizione più o meno, vediamo sempre più o meno gli stessi autori, si va sempre un po' sul sicuro, ma perché proprio l'industria cinematografica sta avendo, secondo me, un periodo di crisi creativa e di conseguenza ci vanno di mezzo anche i festival. Però è sempre importante creare questi eventi, anche queste rassegne, perché è un modo poi per ricreare un confronto col pubblico, visto che sta mancando sempre di più il confronto con il prodotto cinematografico del pubblico in sala. Questi eventi possono ridare un po' il respiro, no? Quello che poi è fondamentale, il rapporto pubblico e opera, autore, insomma. Grazie mille.